Buongiorno, mi chiamo Franco Finco e insegno linguistica italiana e glottodidattica all'Università Pedagogica di Klagenfurt. Oggi vi parlerò della lingua friulana, un codice comunicativo che caratterizza questa regione, il Friuli, e che da un punto di vista linguistico fa parte di quella varietà, quel plurilinguismo che caratterizza la nostra regione. Come si può vedere da questa cartina, accanto all'italiano, la lingua regionale, la lingua locale più parlata, le aree gialle che si vedono nella cartina, corrispondono a quelle dove il friulano è parlato. Accanto a queste aree verdi, dove sono rappresentate le isole germanofone, dove si parla un dialetto tedesco, le aree azzurre, lungo il confine con la Slovenia, dove si parlano varietà slovene, e sono presenti in arancione sulla cartina anche le zone venetofone, con dialetti veneti. Ma il friulano, come si vede da queste aree gialle, è la lingua regionale più diffusa e ha trovato nel 1999, attraverso la legge nazionale 482, anche un riconoscimento in quanto minoranza linguistica storica, all'interno delle 12 minoranze linguistiche storiche che sono state riconosciute appunto a livello nazionale dalla Repubblica Italiana. La lingua friulana viene classificata all'interno di una famiglia di lingue romanze, cioè nate dal latino, che però ha caratteristiche differenti, ha avuto una storia, uno sviluppo peculiare rispetto ad altre lingue romanze e ai dialetti italiani. E in effetti nel 1873, quando il grande linguista goriziano, grazie a Dio Isaia Ascoli, ha fatto uno studio sistematico delle varietà dialettali dell'Italia settentrionale e della Svizzera meridionale, ha trovato delle caratteristiche tali, linguistiche, fonetiche, morfologiche, lessicali, sintattiche, che hanno fatto sì che venisse individuato un gruppo di parlate nella Svizzera meridionale, cioè nel cantone dei Grigioni, il romancio, nell'area dolomitica le varietà ladine dolomitiche e ad est il friulano come gruppo più orientale di questa famiglia. Ma perché questo riconoscimento? Diciamo che sono proprio le caratteristiche grammaticali, lessicali, fonetiche che hanno conosciuto una storia differente rispetto per esempio ai dialetti italiani vicini come il veneto, il lombardo, l'emiliano, eccetera. La storia del friulano è anche una storia diciamo letteraria e in effetti una lingua letteraria si è sviluppata dopo un medioevo, diciamo, intermittente. Ecco che abbiamo avuto dal Cinquecento in poi una tradizione letteraria abbastanza cospicua e continua, che nel Seicento si è focalizzata nella figura del conte Hermes di Colloredo, che ha dato origine a una tradizione letteraria, a una cosiddetta koiné letteraria, cioè una lingua letteraria friulana basata sul tipo centrale, che è arrivata fino all'Ottocento, al Novecento, e che ha condizionato, diciamo, anche la scrittura letteraria del friulano. Ma è con gli anni 40 che avviene un rinnovamento completo, diciamo, dello scrivere, del far poesia in particolare in friulano, e lo dobbiamo soprattutto alla figura di Pierpaolo Pasolini, che ha mosso i suoi primi passi, diciamo, letterari, di scrittore, ma anche di intellettuale attento alla cultura e al rinnovamento della cultura, perché nel 1942 pubblica, appena ventenne, la sua prima raccolta di poesie in friulano, Poesie a Casarsa. Il rinnovamento consiste in questo: si riallaccia a una antica tradizione letteraria romanza, cioè quella del provenzale, quando dal latino medievale usato fino a quel momento per scrivere letteratura, poesia, lirica, ecco che i provenzali utilizzano invece la loro lingua madre, la lingua parlata ogni giorno, e quindi utilizzano un materiale ancora grezzo per scrivere e rinnovare l'espressione poetica. La stessa cosa fa Pasolini con quella che considera la sua lingua madre, cioè la lingua della madre, la varietà friulana di Casarsa, anche se poi lui utilizza anche altre varietà friulane occidentali. È una lingua ancora grezza, priva di tradizione letteraria, materiale che è ancora a disposizione per un rinnovamento della voce poetica. Dopo la retorica dei
decenni precedenti, della guerra, del fascismo, ecco che questo rinnovamento passa attraverso una nuova lingua, completamente priva di tradizione. E questo rinnovamento si rifà appunto all'antica Provenza, ma in qualche maniera arriva fino ai poeti friulani e agli scrittori friulani attuali, e in particolare quello che voglio citare e di cui leggerete poi una poesia è Pierluigi Cappello, prematuramente scomparso nel 2017, ma che al Magistero di Pasolini si riallaccia proprio perché utilizza, lui originario di Chiusaforte, una parlata friulana che vuole rinnovarsi anch'essa, nell'ottica sempre di questa riscoperta di materiale linguistico ancora puro, ancora da scoprire, ancora da modellare dal punto di vista letterario. E non a caso la prima raccolta importante di poesie in friulano si intitola Il Me Donzel. È una parola che ci riallaccia da una parte alla Provenza, è una parola provenzale che abbiamo ereditato, ma che passa attraverso Pasolini, che a sua volta nelle poesie a Casarsa la utilizza. Ecco che vedete in questo testo un esempio di questa lingua poetica, ma che ci permette anche di andare all'interno del meccanismo e il funzionamento della lingua friulana, perché vediamo alcune caratteristiche che io ho sottolineato a colori, di pronuncia, per esempio queste parole chialant, celest, tischiel, che presentano quello che si chiama un'occlusiva palatale, e dall'altra parte plurali che finiscono con la S. E allora, se andiamo a vedere il prossimo cartello, diciamo, vediamo che una delle caratteristiche linguistiche, in particolare fonetiche del friulano, scoperte da Ascoli e considerate una delle pietre basilari del riconoscimento del friulano come lingua a sé stante, è proprio questo fenomeno di palatalizzazione dei gruppi che in latino suonavano k-a, g-a, e che tali sono rimaste nella maggior parte delle lingue romanze e dei dialetti italiani. Per esempio da canis, canem, abbiamo cane italiano, can veneto, ma in friulano chian, con questa pronuncia molto particolare, molto tipica del friulano, condivisa in parte anche col ladino che dice cian. E così cavallus resta cavallo, cabaio, eccetera, nelle varie lingue e dialetti, ma chiaval in friulano. Gallus diventa ghial in friulano, mentre nelle altre lingue resta gallo, gaeo, gal e così via. Questa è una delle caratteristiche. La seconda che vi voglio mostrare è di tipo conservativo, nel senso che rispetto ad altre lingue romanze e dialetti italiani, ecco che il friulano e il ladino in generale conservano una situazione che era quella del latino, una pronuncia latina mantenuta in queste parlate. Si tratta dei gruppi cosiddetti di occlusiva più L, cioè nel senso che normalmente i dialetti italiani e l'italiano stesso e molte lingue romanze, quando abbiamo un gruppo k-l, g-l, p-l, b-l, f-l, questa laterale viene trasformata, palatalizzata, e quindi abbiamo gli esiti chiave per clavem e così via. Cosa che invece non avviene in friulano, perché il friulano mantiene, esattamente come il francese tra l'altro, il suono L. E questa è una marca invece caratteristica di conservazione. La terza, che abbiamo visto già nella poesia di Pierluigi Cappello, è invece la formazione del plurale. Come avviene la formazione del plurale in friulano? Avviene, possiamo dire così, simile a quella dell'inglese, perché aggiungiamo una desinenza, un elemento S sibilante alla fine della forma del singolare. E quindi se partiamo dalla forma chian avremo un plurale chians, se partiamo da una forma man avremo un plurale mans. Nel caso dei femminili che finiscono in A e che in realtà in friulano centrale finiscono in E, ecco avremo una aggiunta di S ma con una trasformazione anche della vocale, quindi chiase, casa, diventa chiasis al plurale. Queste caratteristiche sono, diciamo, diverse da quelle che troviamo nelle altre lingue e dialetti italiani, dove invece abbiamo una permutazione della finale del plurale. Quindi cambiando la vocale finale cambiamo anche il numero della parola.